Ah, Eccola. eccola. Ben arrivata, mia cara. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Buona- Adesso andiamo di nuovo Mhm. nell'anonimato. Buonasera Buonasera a tutti, bentrovati. Qui la vedo. Ciao Valeria. Ciao Carlo, presidente, nostro amato presidente. Ok. Possiamo cominciare? Sì, sì. Allora, buonasera a Ok. tutti, ho detto, e quindi buonasera a tutti, anche quelli che stanno arrivando adesso e che non hanno sentito il nostro buonasera di prima. Allora, siamo arrivati al capitolo 25, ma voi avete qualcosa da chiedermi sui capitoli precedenti? Autre chose à demander. Oui, s'il y a quelque chose à demander, c'est exact. Professoressa, mi scusi, sono Ines. Le volevo chiedere questa cosa. Allora, praticamente quando si parla la prima persona singolare femminile, Sì. devo coniugare in un altro modo, giusto? Si fa cioè è specifico per per femminile, la prima persona femminile. Se io parlo in prima persona femminile, Allora, io devo andare, me, go, then that, che io sia e maschio qui o femmina non cambia. o maschio. Ho capito. Vabbè, dipende allora, dipende. Non c'entra niente. Se io ho un verbo e Sì. il pronome che c'è davanti al verbo è me, se parlo in prima persona, Ho se capito. parlo in seconda persona, eccetera, eccetera. Quindi se io vado a mangiare, me do a mangiare, e non ha importanza se io sia maschio o femmina. Comunque ho fame nello stesso modo e vado a mangiare. Ho capito, dottoressa. Va bene, va bene. Mi fa piacere. Grazie. Perché Grazie. è venuto questo dubbio? Come? Perché le è venuto questo dubbio? No, ho preparato l'elaborato, mi è venuto questo dubbio, però adesso in questo momento non mi ricordo in quale momento, in quale frase. Andrò a rivedere. Perché no, aspetti, professoressa, le spiego meglio. Avevo paura che, siccome io sono bresciana, il dialetto bergamasco è simile, Molto. è molto simile. Ok, per esempio, sono stata costretta a scrivere perché non ho trovato niente in questo senso su tutte le letture che abbiamo fatto. Per esempio, sono state le Stück a sentire che la usina fina fina. Per esempio, Sorestada, io avrei detto in dialetto bresciano. Anche in bergamasco. Anche in bergamasco. Ecco, allora vedi, in questo caso, allora vedi, si fa la distinzione tra femmina e maschio. Poi il tempo del verbo, il verbo è coniugato al passato. Sorestat, sorestada. Am se restac, si restac. Quindi, se no, am se restac è plurale. Prima persona plurale. No, io dico prima persona femminile. Ecco, questo dubbio ho avuto. Ecco, volevo... Allora, l'avrei... Però non c'è... Sì, forse... Quando sono state le... sono... sta lì, sorestada lì. Sono rimasto lì, sorestat lì. Ecco, vedi, c'è la differenza. Perfetto, perfetto, questo. Il verbo andare, se sono andato e sono maschio, son dac. Se sono andata e sono femmina, son dacia. Brava, ho capito, va bene. C'è la differenza tra... Nel passato, però. Nel Scusate, passato. scusate, volevo dire una cosa, non è che c'è, forse c'è la differenza
quando si usa il verbo avere o il verbo essere. Con il verbo avere non c'è il femminile, non c'è il maschile, mentre col verbo essere ci sono. Certo, certo. È vero? Allora bisogna ok, bisogna, insomma, bisogna praticare, insomma. E con il Bisogna passato, praticare. quando ci sono i verbi composti, capito? I tempi composti. Passato prossimo, tra passato prossimo. Passato remoto da noi non c'è. Quindi passato prossimo e passato remoto, che sono due tempi composti, con il verbo essere hanno necessità di avere, di distinguere fra il maschio e la femmina, il maschile e il femminile. Quindi io sono andato, maschio, me sondac. Femmina, me sondacia. Tra passato prossimo, io ero andato maschio, serendac, ero andata femmina, serendacia. Va bene, dottoressa, sì, va bene, va bene, va bene, a posto. Grazie Anna, che ho sollecitato la spiegazione dei dei tempi composti. Ok, perfetto, possiamo andare avanti. La lezione è la lezione, l'incontro è il 25esimo, perché è il 25esimo capitolo, no? Il 25esimo incontro, il 25esimo capitolo. Voi ricorderete che il nostro Pinocchio è approdato all'isola di Ai Laurentune, che per noi è Montisola, e qui aveva fame, cercava qualcosa da mettere sotto i denti, ma avrebbe dovuto lavorare per guadagnarselo. Lui non ne aveva voglia, quindi era rimasto digiuno, fino a che non vede una donnina che si porta due brocche d'acqua molto pesanti e lui chiede a lei di poter bere a una delle brocche, e lei glielo lascia fare, però gli chiede anche di accompagnarla a casa con una delle due brocche pesanti, e poi alla fine lo fa rifocillare e lui si rende conto che questa donnina è la sua fatina, che lui credeva morta, se voi ricordate, aveva visto la lapide proprio vicino a Colle Aperto e non c'era più la casa. Quindi adesso siamo al capitolo 25esimo, capitolo 25, Pinocchio gli promette la fatina de dent al brauschet, perché il veut più restare de legno, ma è de carne e os come che ci oter. In principe la funni, l'eulia mia la sava lì des la fata, ma dopo, anche per tenere la mia tallonga, la gadice. O brut liel du berati, come faccia capì che sere me? Pota come fai a capire mia con tutto il becche veule? Sere gorde, te me la sa che sere una scetina e adesso me troe che so diventata una donna. Soi cambiata o no? Squasi per dare svela la tua mamma. Ah, ma me so contento. E se invece della mia sorellina sarebbe la mia mamma. Le tacche mengure deiga una mamma a me, ma come faccia a crescere alla svelta? Mengure mi auguro. Per le mie dite perché lei è un segreto. No, diseme che le imparato a me a crescere in poc te. È di mia che so sempre grande una palanca. Ma te per le mia crespo ari. In che maniera? Perché te sei il giupì de legno. I giupì in ar giupì, i scampa giupì, e me che amo giupì. Poi ma me so bene che stur adesso berati, la dice il Pinocchio, che del nervus al sedaccia una potente papina sulla socrapa de legno. Saresse il mia ura che dentesse a me un uomo. Se te saretta assai de meritates, te diventere un uomo po' a te. Del debù è cosa che avrete fa per meritarselo. Ah, ma le mie tan malfane, basta cominciare a fare brauscè. Pota sui miei bravo. Mia persona, i brauscè ci è obbedienti e te invece, ah certo, mi obbedisse mai. I brauscè ci ga passu a studiare e ga pressa da imparare il mestiere e te invece, e me invece mi piace gran tanta fa negozio. I brauscè ci di sempre la verità e te invece non vedo più perché Sara Carminati è qui davanti a me. Perfetto. E me i Brescia ci di sempre la verità e te invece e me che ti sei doma di bale. I Brescia ci va a scuola intera e me invece appena è la scuola dell'ontà c'ha per ieri. Ma a partire da la cambia la suonata, o identà bravo come, den che cambieta. Guardate questo ciape ieren.
Allora, era convinzione nella bergamasca di qualche tempo fa, e forse anche in qualche altra regione, che i parassiti intestinali, cioè gli erem, Chichapais ceti, che prendevano i bambini, fossero dovuti a degli spaventi. In realtà non è così, perché i parassiti intestinali entrano nell'intestino perché il bambino metteva le mani nella terra dove ci fossero delle uova di verme. Ma in bergamasca si era convinti che lo spavento facesse venire i parassiti e spesso si trovano persone anziane che la pensano ancora così. Non è così, naturalmente. Oi denta bravo po a me, den che cambieta. Se Buden promette me, se promette, sarò la consolazione del metata, quando sarà la questura che sarà via. Ma pederoi almeno braccia al pomo una volta, che è digherente se, anzi, so piuttosto sicura. A ste parole Pinocchio le facci ma e ciapade in salti ma della fata al ghedà a basagle sue piede passiu. Dopo il gal sassio il vico e ce ne e il gadice, ma l'ura le proprie mie ira che usire morta. Pare reste no? Se sa essere che dispiacer che gout quando l'esiste qui. Ah, che stolso e te perdone un tera perché ho capito che te sei gran bu de cœur e gli scetch de cœur che sempre despetas del be poi quando gli hai usato a fai bere chi compagni de te de adesso però me sarò la tua mamma ma doi che bellezza disi del bu se ma te chiede fa sempre quel che te dighe ah ma un tera po a partire da domani andrei a scuola al Pinocchio che sei smesà la contentezza. Dopo te sir che le fol mestier che te piacerà di più, col Pinocchio a sbassato il co e senza bruntulane, cosa che de tontognà. Pensai che magari per indare a scuola le un po' tardi, ma mai più, le mai troppo tardi per studiare e lavorare. Poi ma me o i miei imparare il mestiere. Perché poi? Perché a lavorare fa una fatica amata, ma perché avrete ragionare se o brocca crapù, che chi la pensa a sta maniera, i va quasi sempre a finire all'ospedale, o peggio un presù la gadilla fatina. Tutti chi che mia malac, i galdo de guadagna sul pa, anche se è la sicci scior, perché a sto mondo, che mia post per Islandru. La Lazarunite, le brevvesi, e bisogna guarire che se scece, se no, ciao, scrien, de granch, a sguaris più, a che le parole che al Pinocchio, che se ne dà un po' di coscienza, e al sassoio ci invita la pata al gadice. Va bene, studierò, lavorerò e farò tutto che le riu, perché la vita del burati la menida in ude, penso che ci stia. In ude. E ho invece scelta tutte in maniere, ma li promettine. Se te lo promettite mantenerò, ma tutto al dipende te. Siamo arrivati in fondo al capitolo, ditemi se c'è qualche dubbio. Pronto, buonasera, sono Sì. Chiara. Io Chiara. proprio le ultime due righe, me e Nita in ode. In ude, c'è una dieresi, ciccia. In ode? In ude vuol dire mi è venuta in odio. Ude. Ah, perfetto. L'odio è l'ude. Grazie mille. Prego. Invece io avrei un'altra domanda. Più su, non mi ricordo, caspita, è un verbo. Più su, verso più sopra, se per favore andate più sopra, forse riesco. Avanti ancora? La semel, una cosa così, aspetta, avanti ancora? Sì, più su, più su. Aspetta, ancora un poco? No, cane dove caspita, eh? Ah, meritassel, eccolo qua. E cosa avreste fa per meritassel e non per meritamel? Sì, va bene lo stesso. Va bene lo stesso perché meritassel, come si fa per meritarselo? Perché Gavreste fa sarebbe personale, ma in realtà noi lo accettiamo comunque. Cosa gode fa per meritarselo? Per meritarselo. Che cosa si deve fare per meritarselo? Che cosa si può fare per Certo. meritarselo?
Va bene Per così. meritarselo in generale, diciamo, sì, 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 sì. La terza persona singolare in generale, però per dirlo di me posso dire per meritamel e non sbaglio. Perfetto, grazie. Prego. Buonasera. Volevo chiedere dove si dice Mm, all'inizio Obroliel du Burati. mm. Liel, come lo traduco? Allora, forse lei non c'era, io le avevo spiegato. Lì Ah, è sì. un modo di dire, allora, è come dire, una persona è arrivata a tal punto di cattive azioni che ha Mm. raggiunto il livello. Più Ah, ho capito. non si Ho può, capito. più giù di così non si può andare. Quindi Ah, ecco. una persona che fa delle cose che non vanno fatte, te sei un liel, cioè sei arrivato al livello, non andare più avanti perché è Non così. andare oltre. Ok. Ok, la ringrazio. Prego, Posso? prego. Allora, nella parte finale, se de no, ciao scriem. Cos'è Sì, scriem? Scrivimi? scrivimi. Ciao, Ah, saluto, ciao, scrivimi. sì, allora va bene. Rafforzativo del ciao. Sì, sì. Grazie. Slandrubi, chiede Antonella Maraglino, l'avevamo detto la volta scorsa, vuol dire Lazzarone. C'è in molte regioni d'Italia si utilizzano delle parole simili a Slandru. Per esempio, in Toscana si usa cialandra per dire di una ragazza che è svogliata, che si lascia un po' andare e praticamente è lo stesso che Slandru. Cialandru, Slandru. È lo stesso, mi scusi, anche di Pelandru? Pelandru Ah, stesso. ecco. Ok, grazie. Sto chiamando il telefono. Allora, noi dovremmo togliere quella fare lì, se no io non leggo. Prego, scusami tu. Bravissimo. Allora, siamo arrivati, se volete che andiamo avanti o avete qualcos'altro da chiedere, sono qua. Se no andiamo al 26. Pinocchio va a Pus San Piero coi suoi compagni perché il velveto l'œuf gros come una montagna. Il de dopo, tornà con la fata ansita olta e trovata un pe de neuf la casina in colle aperto, Pinocchio vendace alla scuola criminale. Adesso vediamo perché questo libro non è adatto ai bambini. Verrà se di che bere chi descec che daga a grignà quando ia esta ende dete in de scuola più giopi de lei. I se tenian sal la panza de sganassà. Ughe fa un scherz, ughe fa un note. Chi ghe strepaso la bretta del co, chi ghe tiralgi che ni de dre. Ghe stai vergù che volia disegnaga sul mostasso bel per de barbis, faccio zopol gest. Ergudote chi a circade faga passà di re, inture naimai e ai pe per po tirai e fa il balà come una marionetta. Allora, qui si vede bene come il bambino diverso viene accolto dai compagni di scuola. La persona diversa fa molta fatica a farsi accettare. È una cosa che molti di voi credo abbiano sperimentato. Per fortuna, scusatemi, io sono una sessantottina e non lo disconoscerò mai. Il 68 forse ha predicato bene e razzolato male, ma è certo che la scuola è diventata inclusiva e non esclusiva. Grazie a come si pensava a quel tempo. Poi ha avuto molti difetti, grossi difetti, però certe cose bisogna riconoscergliele. Insomma, per un po' lui se la sa fa, ma dopo la perdì la pazienza e allora dice ai più vilanelli, stia attentione, perché me sono miei nicchie a fa col bambo a oter. Me rispette tuc ed è tuc ho i versi rispettati. Dici capida ognamo mia. Bravo, Pela, te parla come un libero istampato, i gausa all'acchi danadi descec. Anzi, più malgarbat di oter, la slongalla ma pensando de ciapal per la punta del naso. Ma la mia faccia te, perché il Pinocchio l'ha cagato una gamba sotto al banco e il gadaccio è una pesada di schinche. Le schinche sono gli stinchi. Ma è per che te che oh,
al elementar che gli scettin del fregas la gamba con suo bel morel, che è il livido. Se mai gombe ci amo più dure, ardi che l'ha usato un'altra che a forza di sinsi galberati le rapporta via le stomaco. Fatto sta che in trasbetate, pesate e sgombetate, il Pinocchio gli facci nei murateci. E teci che fa a me la caresse e teci che via be della de be. Anche qui il ragazzino si fa accettare il bambino diverso semplicemente perché ha la forza. Li picchia tutti e si fa accettare per questo. Non è proprio così che dovrebbe essere. E infine al maestro, quindi non è didattica questa cosa. E infine al maestro le raccontate perché lei è sempre stata attenta, bravo dell'essere scritto, sempre o prima in det in de scuola e lui te mandà a ca quando l'era finita la lezione. Però il era il difetto e qui ci ritorniamo. L'era a Miss de Touch e con Touch l'inda insieme. Fino a con che chi era mia tata oia da studiare o era un po' scarsa coi. Anche qui inclusione zero, esclusione molta. Mi viene in mente Cuore, che ha più o meno, è datato più o meno come Pinocchio. Ricordate che il Cuore, Franti, non viene avvicinato da nessuno. Per chi si ricorda del Cuore di De Amicis, che io ogni tanto vado a vedermi perché con Pinocchio ha molto da spartire. Allora, non possiamo isolare tutti i Franti. La scuola deve essere, ripeto, inclusiva. Però qui non è così. Il maestro e la bella fattina di Kei Celeste, gli ha raccomandato ci de, state in Pinocchio, perché chi lei e mia braes cece alla fine, seguitando insieme, te che pioia de studiare a te, e allora te se troverei di petole, perché il perderà capitat ergot de brut. Cosa sono? I petole sono le pillacchere o anche le gocciole di sterco che rimangono sul pelo degli animali, in particolare delle capre. In bergamasco, essin di petole vuol dire essere, permettetemi questo brutto modo di dire, ma scusate, nella merda fino al collo. Quindi tu sarai conciato malissimo, te sarai di petole, perché potrà capitare ben de brut. Ma lui rispondi a sicuro, che mia pericolo, che ne trottando il giudese del che, e se tocca la crapa de lei col dito. Marina il bel dè, in tacche l'era Adrian da scuola, l'ha incontrato una rossada di solec compagni, che appena chi la estiga dice, e sentì la mità. Me no, che mità è la po'. Che in del Brent, geriatu lös gross come una montagna. Disir del bu, sarà il mio mochelde quando che negato il me portata ne. Potano termel sa mia. Però se Adrian da so a Pussan Piero per circa de edel, e niente a te. No, no. Me ho in da scuola. Bravo, te mai sotante la scuola. E comunque te vedere sempre in da scuola, domani, de più o de meno, le stesse. Ma cosa dirà il maestro? Ma voi te ste proprio le ardagate. Lascia parlare al maestro o no? Te pagata apposta per tontognare. E la mia mamma? Diga negoto la mamma. I mamme, le mei ti sappia mai negoto. Ardi farò in sé. All'os al suo domame perché ho bisogno di Edel. Manderò a Edel dopo la scuola. Sede che la dici de chi bel bantei. Cosa crede? Più persude che la grossezza lì, di sta mia certo aspettare che la mala la più iso del cielo. Appena che sarà stofalto era sul sotto de cope e ciao. Quanta strada ghere che a Pus San Piero? Andi un'ora va in ve. Docan vecchi che il corpio alla svelta l'ha usato il Pinocchio e dato il segnale della partenza se mettibre ancora traversa il capo. E che la rosada del cec con i libri in di mà, i cartelli sulle spalle e i quaderni sotto sé, drepo a lui. O il Pinocchio però l'era sempre denante e il paria che il gessi ale ai pe. Ogni tata il seultà per vecchi che geriai calcan, ma nel rincorses che fa una fatica dell'ostraga, al grignato e contento sotto i barbis. Certo, poi che il più di immaginas a quante disgrazie che gli saresti incontra. Sono qua, chiedete. Tutto chiarissimo. Bravo. Scusa, io ho una domanda. I quaderni sotto sea? Sotto l'ascella, sotto il braccio. Ascella. Grazie mille. Prego. Domanda.
Un re è il filo, giusto? Un refla il fil, certo. Grazie. Prego. Buonasera, sono Tarcisio. Ho il sganasà del primo all'inizio del capitolo 25. Cosa significa? La panza se può risalire all'inizio del capitolo? Capitolo 25, possiamo andare? 26. Ah, 26. È il 26, scusa. Sì. I setenia in salda alla panza del sganasà. Cosa significa sganasà? Allora, i se tenían sal la panza del sganasà, si tenevano in mano la panza dal gran ridere, sganasciare. Ah, ok. Capito? Va bene, sì, grazie. Prego. Andiamo avanti? Pronti? Capitolo 27. Bröta bega tra Pinocchio e il suo compagno. Gefina il ferit. Pinocchio il ciapa la colpa e il ve portar via di carabinieri de Put. Put è Ponte San Pietro. Riac proprio sul Put, in centro al paese, perché Put è ponte. Poi quando è scritto con la lettera maiuscola intendiamo dire Ponte San Pietro. Riac proprio sul Put, in centro al paese, Pinocchio il varda detin del Brem, che il paria un'öle, detat che l'era quiet. Ma del famoso Lös, mia l'ombra. In dove è posto Lös? Alga domandata ai suoi compagni. Potal avrà eu fame e sarà andata a fare colazione di un'è. Alga rispondi tu col buchin grignaröla. O se non sarà andata a fare una dormidina, la dice un'altra poi lui col fa de bamboset. Fatto sta che de tutte queste risposte sconclusionate, Pinocchio la maia alla foia e la capì che volia dare di intento una roba che la stagna in cegna intera, anche perché, appunto, l'acqua del Brem le bassa a faccia e il pesù grosso come una montagna li sta mia de sicuro. Allora Rabius la dice, sve proprio che ve piassi scherzo che va al negozio. Cosa venite in scarsella o inventa un po' la storia dell'Ös? Venite in scarsella che Geseriac ha fatto per la scuola poca te. Non sera stuf de ed sempre il sei bravo. Il sei bravo. E preciso, non teran per mia soffrì o il prim della classe, ma che mi vergogna. Se mi so bravo, cosa mi interessa a oltre? Certo che mi interessa. Se te sei bravo, non teran fa la figura di Lazarù presso al maestro e se te dispiace mia, che na piesca, piede fa di brutte figure per causa to de te. Guardate che bella questo rafforzativo del bergamasco. In italiano sarebbe per causa tua. Invece in bergamasco è causa tua di te, cioè sei proprio tu il colpevole. Poi, e me cosa che avreste fatto per contentare? De smetterla con la mania della scuola. E se me invece che svoglia de smettere la mia, allora non te te arderà pioncera e la prima occasione te la farà pagare. Me fi scappare de grigna, si doma di bambo sec. Te, bulo, ve mia chettata fal de più, te credere mia perché te cante come un galet, de fan pure di oltene. Regor del be, che se te si desperte, non te ran sen set. Set come i peccati mortai, alga rispondì lui con una grignada. Cos'è? Il sentitis cec, al ma offenditi stavolta, al ma ciamà peccat mortai. Domanden subito scusa se de no può arreta te. Cucù, te salude merlo che te me alloggiati st'inverno. Arda Pinocchio che la va a finire mia be. Cucù, arda che me mia tata ha smicato il naso. Che bello questo smicato il naso. Ammaccarti il naso. Non vuol dire distruggerlo, non vuol dire spaccarlo del tutto, vuol dire ammaccarlo, proprio romperlo un pochino. Cucù, adesso il domè il cucù l'ha usato il più furioso, e del disse al gare filato i penso il co. Le staccia se, o il beratì l'ha rispondita lui con di un altro pön, e in 4 gli ha cominciato a suonare de Santa Resù. I pön, i papine, i pesade, i sgulà che l'era il piacere. O il Pinocchio, a cassi be che il fedesde per lui, al se difendia come un lerù, coi sopè e i suoi gombeci de legni stagionati, al dafo de che le botte chi la sa al segno, e il ceci era obbligato a stare de lontà. Allora Rabius gli ha pensato be de derfi cartele de desligai fagoci e tiracci poi liber gli ha cominciato a casare dre tocché che capitan di ma. O il beratì però, che l'era svelt, compagno di Vicinel,
Algheria sempre a schiai, i 6 silabare, i grammatiche, i quaderni, i che fiscia de banda, i che passa sull'alco per indafinin del brand defilato. O il vicinel è un bambino, allora, ci fa ricordare quelli che sono i germogli che anche quelli delle piante a fusto, a fusto legnoso. I vicinei sono proprio i germogli ancora verdi, quindi che si muovono al vento in maniera scomposta, ma molto veloce. Quindi essere svelto come il vicinel vuol dire avere proprio questo atteggiamento di nuovo virgulto. Algheria sempre a schiai, i 6 liberi, i grammatiche, i quaderni, che fisciade banda che passava sul racco per indafinin del brand defilato. Velasse di pes, l'ur, la tuia via per roba da mangiare, e gli dà a casa col socco del fium per dare una qualche sgagnata ai pagine, ma gli spiudà a fo a lato, chi mettia in bocca, scusate, me la spiudà a fo a lato, chi la mettia in bocca, e i fa se me la sguersent come a di, ma lui si mangia male in che, non si è abituato più bene. In talla guerra andai in ac sempre più spessa, quando tot in due tracce che salta fu del brem uvec gamber de acqua dolsa, che con 2 naus de tromba angosada al gadic. Desmetela o no, broch barabì che non si ote, piccoli barabba. Al sì almeno che i guerre tra scece e sceci va mai a finì bene, al sì che disgrazie è sempre le pronte a capità. Por gambera lui. All'esgna dice, ol Pinocchio con du fa de mal gustus, al che sei ultati in dre. Sito te, brömmar su du gamber, va piuttosto alla toccata al fregiur, sente neanche stato che te si le, e circa de sudà che le mei. In quel frattempo, i sceci che gli più de liber, e as due già che del giuppi, hanno guardato, hanno intravisto quelli del gioppino, del burattino, e gli ha portato via senza fare rincorsi. In mezzo a Kesce, che n'era il più grosso di Oter, l'era il libero di Kunj, uvelum con la coertina de cartus pes, che il pisà come il piom. Ude chi bere chi, la ciapadde mira la crapa del Pinocchio, e che la casadre con tutta la sua forza, ma invece del giupì la colpiti in del co un Oter so compagno, che il poi risce, denta bianco come un lenceul, la faccia appena in tepa di mamma Eutem, perché sodrea meur, poi le burlate intera de plis e la più derviti öc. Come la estis longazzò che il paria mort, io te riscec, gli ha ciapato una pura santissima e gli è scapace töc a gambe leade. Pinocchio però le restato in dolera e a Casibè, che per lo stremese e per il dispiacer al fede salù più dell'acque de che, le curizzò a pucciadetto il soffa sull'in dell'acqua del bremp e se mettidrea medegaca il suo poi compagno ferito. E intacche la bagnà su al pianzia il che disia. Eugenio, povero Eugenio, del fiece arde ma me, perché me deppie sei in denegota, perché me risponde mia, so mia stai me a far del mal, tel se che so mia stai mene, del fiece doca, rinve, se tende in a tegni ec serac, te me femur po me, signor come farò io adesso andaca, cosa può de diga alla mia mamma, in dove sconderò, in dove scapperò, anche questo è molto poco didattico, si preoccupa di se stesso, cosa devo fare a questo punto? Ah, come saresti stai me che fedessi in a scuola, in che maniera godacci scolta il compagno cattivo, a pensare che il maestro e poi la mia mamma, in me le radici me la oltre de sta attent con chi che andai, ma messo il crapù de lei e le sempre fame me, e se dopo me tocca pisare la fo. Da quando che so al mondo come hai visto il bede stampa su quardura, mai, andai nacisendo andaroi a finì, e il pianzia il sanglotà poi, che cogna zombanda al suo poi ramis, che il paria morde il bu. Tutto in due momenti, la sentì di paschi marciava vers de lui, i era du carabinieri. Cosa fe l'intera scetì? Gli ha domandato. Sodrea aiutar me compagni de scuola? In che maniera se sentì mal? Me par de se. Allora di carabinieri al senso inzeneciaso per Vardagapè e la dice, o perché? Che li c'è al gai una ferita del co, chi che sta a faga del male? Ah, me no, l'avete gatto il giupì. Se te sei mia stai che, te, allora chi che sta? Se sarà mia ferita per so conto, no?
Ah, a me somia, a me no, giuro. E con cosa li stai colpito? Con che liber che? L'ha rispondito il Beratì, del fagaeto il liber di che non c'è il carabiniere. Ed è chi è lì sto liber? L'è me? Ecco, allora le tocciare, le esce sövet e ve con note. Andiamo avanti. Ma me vedi che desde pa fo doca. Ma se me entre mia, adesso ve con note che dopo che penserà. Prima di andare via, però, i carabinieri gli ha chiamato chi sta le deca de pre fal put e il gara comandato. Anvela sa che il poi c'è che gli sta male. Portela la osta ca e c'ha il dutur. Doman passerà a et come la ha e appagavo il vostro disturbo e poi il de spissier. Che bello questo spissier. Questo spissier è lo speziale, cioè il farmacista. Dopo gli ha ciapato il Pinocchio sotto sea, il perbanda e il gatto mandato. Se adesso cammina alla svelta, se no, pes per te. Per non farsi ripeto oltre, lui l'ha attaccata a sgambà, ma poi Marter al sia più cosa pensà. Al ghè via dopo, che tremava le gambe e la bocca le era tutta attecchita, senza più neanche una gota di salia. Era quasi riaccia la stazione di carabinieri del San Piero, che non è entrata più forte di oltre, la gaffaci sgulasò il bretti del co al Pinocchio e l'ha mandata a finire più in accia. Me la sarei mi andato sul me capelli in piacere. Va, Maddalena, ne? Ho giù fila in dace. La cata sul bretti, ma invece di mettere sul collo, l'ha casata in bocca tra me sei deci. E so accorde via mensa verso bunat. A Edel al faria sbaraffò di canù. I carabinieri che al primo momento gli era pinne gota, i restaci le contà de nas. Ma dopo i gamandadre e una cagna spagnola, ricordate le nostre tre cagnoline, le mie tre cagnoline, la maga, che è la tal maga che m'abbiamo incontrata a casa della fata, è una campionessa che Gheriani ci lo staga al pass, d'età che l'era svelta. Questa canina, dopo d'essi staccia al servizio della fata, l'era passata sotto i carabinieri de put, per vetaga a ciapai delinquenti quando che scappava. O il Pinocchio il coria, ma lei la coria più forte mo. Tutta la sette l'era alla finestra, o la si ferma a messa alla strada, per mi aperto spettacolo da chi dumaci chi filà come il vento. Ma che sta il po' perché il Pinocchio e la maga del cor a spron battut, gli alza sul polverù che sghedia più gnade che e lei. Sono arrivata. Volete chiedermi qualcosa o cominciate a leggere voi? Scusi, Marsù cosa vuol dire? Marcione, marcio. Ah, grazie. Prego. Si dice quando uno ha un po' di raffreddore, ma soprattutto quando ha il catarro, si dice, ma che marsughe sei, si dice in bergamasca. Grazie. Quello che volevo chiedere anch'io. Ah, ma... Grazie. Prego. Voi pensate che, certo, il dialetto bergamasco era un dialetto e come tutti i dialetti era utilizzato dalla gente del popolo, quindi di finezza ne trovate poca, anche se ci sono degli autori, ve ne cito uno che è Giuseppe Mazza, che è l'autore di quelle poesie che noi facemmo l'anno scorso, che noi vedemmo l'anno scorso, che riesce a scrivere in maniera che il bergamasco sembri una lingua forbita. Noi non l'abbiamo visto in quelle poesie, ma in certe altre cose sì. Ma non è così. Il bergamasco non è una lingua forbita, è la lingua del popolo, della gente comune. Quindi anche se ci sono delle cose che a noi possono sembrare un po' scurrili o magari un po' volgari, tenete conto che è il dialetto della gente di strada. A posto? Chi vuole provare a leggere? E dica dove? Per Vetaga Ciapà, Ines Belotti mi chiede, per aiutarli a prendere i delinquenti che gli scappavano. Qualcuno vuole leggere? Prego, Belotti Ines. Vuole leggere lei, Ines? Non mi risponde. Sì. Dove?
Sì. Proviamo dall'inizio? Va bene, 25 o 27? 25, proviamo da 25, facciamo da 25. Mm. Eh, Ecco. 25, capitolo 25, perché è buono sapere anche come si dice i numeri. 25, allora. Ho detto bene? Ha detto 25, no. Ah, 25, ho capito, grazie. Pinocchio, il che promette alla fatina de dentau brauschet perché il vol de legno, ma es de carne e ossa come toci oter. Belò, faccia la brava, mi ascolti un attimo. Sì, Vedi sì. che c'è nella seconda riga, la prima Sì. parola della seconda riga che vuol dire uno, bravo ragazzo, Bravo. ha una dieresi sopra, quindi non può essere U, può essere U, bravo, cioè, al veul più resta de len. C'è una dieresi su quelle vocali, la U e la O. Allora, professoressa, ascolti, io ho capito questo, guardi se, però ecco, un po' nel leggere così, un po' l'emozione per leggere in pubblico e compagnia bella, ecco. No, va bene. Non sto particolarmente brava, lo so che c'è questa differenza, ormai ho capito. Adesso io ho capito questo, per distinguerlo dalle altre U, io capisco che devo dire quella U lì, che la devo dire, ma non si deve sentire, non è bella chiara la U. Fa niente, va bene, l'importante è che lei l'abbia capito che è diverso. Sì. Brava. Sì. Diventa Ubrauschet perché il vol Brava. più Brava. il vol più resta de legno, ma è di carne e ossa, vedi che diverso, vabbè, come touch Yoter, come touch Yoter. Bravissima, bravissima. In principe, la fourmi, la uli, la brava. Mia la valide des la fata. Brava. La sa valide es. Va bene, dopo quando traduciamo capiamo, dai. Va bene. Ma dopo, anche per tenere la mia tallonga, la che dice, o brotli du broti. Come faccio a capire che essere me? Pota, come fai a capire mia con tutto il be che vuole? Brava. Se ricordet che sere una scettina e adesso mi trovo che sono diventata una donna. Donna, sì. Sono cambiato o no? Squase, potrebbe essere mamma. Benissimo. Ah, ma me con... Vabbè. Torniamo indietro. Ok. Pinocchio promette alla fatina di diventare un bravo bambino perché non vuole più restare di legno, ma essere di carne e ossa come tutti gli altri. In principio, la Fonny, come posso tradurla? La Fonny, la signora, la donnina, sì. La donnina non voleva non voleva lasciar valere di essere la fata. Di essere la fata, ma dopo, anche per non tenerla tanto lunga, gli dice, gli ha detto, oh,
brutto livello. Brutto figuro, brutto delinquente, si dice, te sei un liel, sei un birichino. Birichino, capito, birichino. Per tradurlo in italiano, ecco. Brutto delinquente, brutto birichino di un burattino. Come hai fatto a capire che ero io? Come pota, mi viene da dire pota, ma per tradurlo Pota come facevo? pota come facevo a non capirlo con il bene che vi voglio. Vi ricordate? No, ti ricordi? Ti ricordi? Mi hai lasciato che ero una bambina e adesso mi trovi che sono diventata una donna. Sono cambiato o no? Quasi essere la tua mamma. Bene. Qualcun altro? Brava, grazie. Grazie Ines. Grazie a voi, grazie a lei, professoressa. Posso provare? Certamente. Andiamo avanti qui? Come, scusi? Andiamo avanti qui o vuole un altro pezzo? Sì, eravamo arrivati a... È la tua mamma. la tua mamma, sì, buono. Ok, va bene. Ah, ma me ho contento. Se invece lei, la mia sorellina, sarebbe la mia mamma. L'età che me ne giure dica una mamma a me. Ma come faccia che sia la svelta? Per le mie dite, perché lei è segreto. No, no, disemelo, che io l'ho imparato a me a che si impotete. E dirmi che ho sempre che sono sempre grande una palanca. Un momento. Ditemelo. Ah, disemelo, scusi. Prego, diamine. Ma te che per le mie che è fuori? In che maniera? Perché te sei giochi da lei, i giochi, i na giochi, i scampa giochi, e me che chiamo giochi. Basta, benissimo. Torniamo indietro o traduciamo? Pota, ma non posso dirtelo perché è un segreto. No, no, ditemelo, che voglio imparare anch'io a crescere in poco tempo. Non vedete che sono sempre grande come una moneta, giusto? Soldo di calcio. Ecco. Ma non puoi crescere, poverino. E come mai? Perché sei un burattino di legno. I burattini nascono burattini, vivono da burattini e muoiono che sono ancora burattini. Benissimo, siamo qui. Qualcun altro? Posso io? Sono Antonella. Antonella, pronti? Pota m'ha messo bene che stöf del sui burati. La dice il Pinocchio, che del nervus al sedace una potente papina sulla crapa di lei. Saresse il mia ura che dentes a me no? Se te sarei tassai de meritasse, te dentere uno pote del debut e che cosa che avresti de fa per meritasse. Ah, ma le mie ta malfane, basta cominciare a fare il braus check. Pota, su mia bravo? Mia persona, i brais ceci e obbedienti. E te invece? Ah, certo, mi obbedesse mai. I brais ceci ga passù a studiare e ga fressa da imparare il mestiere. E te, invece? E me invece mi piace grattare fa negozio. I brais ceci di sempre la verità. E te, invece? Me conto su domai di bale. I brais ceci va a scuola intera. E me invece, appena è la scuola di lontà, c'ha peiere. Ma a partire da che la cambia la sunada. O diventa bravo po' a me, den che cambia età. Bene, basta. Torniamo indietro. Torno indietro. Certo, ma io sono bello che stufo, sono molto stanco di essere un burattino, dice il Pinocchio, che dal nervoso si è dato una potente papina sulla testa di legno. Non sarebbe già ora che possa diventare anch'io un uomo? Le coniugazioni dei verbi sono il mio terrore. Ma no, perché? Te sarai. Se tu sarai savio, diventerai savio, bravo, da meritartelo, diventerai un uomo anche tu, davvero,
E che cosa dovrei fare per meritarmelo? Ah, ma non è difficile, né? Basta cominciare a fare il bravo bambino. E certo, non sono bravo neanche per sogno. I bravi bambini sono obbedienti e te, invece? Ah, certo, io non obbedisco mai. I bravi bambini hanno passione a studiare e hanno fretta di imparare il mestiere e te invece, e io invece mi piace tanto fare niente. I bravi bambini dicono sempre la verità e te invece, e io racconto solo delle frottole. Aspetta, ne ho perso il filo. I bravi bambini vanno a scuola volentieri e io invece, appena a vedere la scuola da lontano, prendo i vermi. Ma a partire da oggi cambierò il modo. Voglio diventare bravo anch'io. Da oggi cambierò vita. Benissimo, brava, brava, molto brava. Avanti, qualcun altro, che bello, bravi. Chi vuole? Dei rumorini di qualcuno che forse vuole? Posso io? Mia cara. Vado. Via. Se Duden promette, Mel, se il promette, sarò la consolazione del metata. Quando sarà la stura che savres mia. Ma potrò almeno abbracciare il fuoco una volta? Una volta? Che digheres di sé? Anzi, sono piuttosto sicura. A ste parole Pinocchio le staci contet che le dà fuoco mi mat. E sappada in ima della fata che dà a basar le sue piede passione. Dopo al galsa sul vis du in emurac e il gazic. Ma allora le proprie mia ira che uscire morta. Che uscire morta. Pare reste no? Se elsef che dispiacer che gout quando lesit se qui giace. Vado avanti? Sì, certo. Ah, questo lo so. E te perdono intera, perché ho capito che te sei gran bu de cœur. E discets de cœur che sempre despettas del be. Poi quando gli hai usato a fare bere chi compagni di te. Di adesso però me sarò la tua mamma. Bene, perfetto, torniamo indietro, traduciamo, bravissima. Allora, dov'è che è? Ci va sta più sotto. Ah, ecco. Sei buono? È lì, eh? Sei capace, sì. Sei capace di promettermelo? Sì, sì, lo prometto. Sarò la consolazione del mio papà. Ma dove sarà a quest'ora? Non saprei. Ma potrò almeno abbracciarlo ancora una volta? Quello direi di sì. Anzi, sono piuttosto sicura. A queste parole Pinocchio è stato così contento che ha dato fuori come un matto e prese le mani della fata, ha dato a loro tanto. No. Continuava a baciarle pieno di passione. Continuava a baciargliele pieno di passione. Dopo le ha alzato sul viso 2 occhi innamorati e le ha detto: ma allora non è proprio vero che eravate morta? Non vedo più. Arriva. Parrebbe di no. Se sapeste che dispiacere ho avuto quando ho letto qui giace. Ah, questo lo so. E ti perdono volentieri, perché ho capito che sei un gran buono di cuore. E dai ragazzi di cuore c'è sempre da aspettarsi del bene, anche quando sono usati a fare i birichini, anche quando usano fare i birichini come te. Da adesso però io sarò la tua mamma. Benissimo.
Brava Anna, grazie. Il mio Grazie a te. Pinocchio mi piace molto quando lo sento leggere così, ma anche quando lo leggete tutti quanti mi fa molto piacere. Sono contenta di averlo scritto perché mi piace sentirlo. Scusate. Qualcun altro? Posso provare io? Sono Silvia. Dite Silvia, pronti? Ok. Ma doi che bellezza, disi del bu? Sì, ma te ghe fa sempre quel che te dighe. Ah, ma un tera po'. A partire da domani andare a scuola. Al Pinocchio, che si è smessa la contentessa. Dopo te cercherò di fare il mestiere che ti piacerà di più. O il Pinocchio la sbassa sul co e senza brontolà. No, no, Né? è senza E brontolare. senza brontolane? Pardon. Cosa che te tontognà? Pensai che magari per andare a scuola è un po' tardi, ma mai più, né mai troppo tardi per studiare e lavorare. Pota ma me o i miei imparare il mestiere. Perché poi? Perché a lavorare si fa una fatica mata. Ma perché avrei ragionare se o broi crapù? Che chi la pensa a sta maniera, i va quasi sempre a finire all'ospedale, o peggio un presù, la gadilla fatina. Te chi è mia malace, i galdo è de guadagnare sul pa, anche se è una sicisior, perché a sto mondo è mia posperi slandru. Benissimo, torniamo indietro, traduciamo. Bravo. Ok, torno indietro un pezzetto. Antonella. Deve tornarmi, ok. Ecco qua. Mamma, che bellezza! Dite davvero? Anzi, Madonna sarebbe giusto. Madonna, che bellezza! Dite davvero? Sì, ma devi fare sempre quello che ti dico. Ah, volentieri poi. A partire da domani andrai a scuola. E a Pinocchio si è dimezzata la contentezza. Dopo cercherai un mestiere che ti piacerà di più, il mestiere che ti piacerà di più. E a Pinocchio ha abbassato la testa senza brontolare, né? Cosa c'è da brontolare? Pensavo che magari per andare a scuola è un po' tardi, ma no, ma mai più. Non è mai troppo tardi per studiare e lavorare. Ecco, ma io non voglio imparare un mestiere. Perché? Perché a lavorare si fa una fatica matta. Ma perché devi ragionare così, brutto testone? Quelli che la pensano a questo modo vanno quasi quasi sempre a finire all'ospedale o peggio in prigione, gli dice la fatina. Tutti coloro che non sono malati hanno il dovere di guadagnarsi il pane, anche se sono nati, diciamo, ricchi, perché a questo mondo non c'è posto per i pelandroni. Benissimo, perfetto. Grazie. Qualcun altro? Ma che bello, bene, sono proprio contenta. Dai, qualcun altro? Adesso vado avanti a fare le robe. Dai, siamo quasi in fondo. Per esempio, Tarcisio, dove è finito? Nel buio. Dai. Boh, allora, perché ho perso il punto dove eravamo rimasti. Boh. Ecco, la lasorunite, le ubelbrød se e bisogna guarire in tal che se c'è, se de no, ciao scriem. De granch a sguares più. A quelle parole che al Pinocchio che se desdat fo un po' coscienza. No. Sì, va bene. No, aspetta, perché sento il rumore dietro, c'è gente che hanno aperto il microfono, per quello che mi fermo. Boh, riprendo. Va bene. A quelle parole che al Pinocchio che si è dato un po' la coscienza,
et alçat suioc invis à la fata, il gadic. Vabbè, studierò, laureò e farò tot quel che lerie perché la età del burati la me egnida inode e oi ves uscec a tutte i maniere. A tutte le maniere. Scec, Ecco. tanti, Uscec a tutte i maniere. Me li prometit ne, se te lo prometit e mantenerò, ma tutto dipende da te. Benissimo, torniamo indietro. Boh, la lazzaronite direi, non so se si dice, Sì. è un brutto vizio. Ecco, vizio e bisogna guarirlo intanto che siamo bambini, se no scrivimi, non so come tradurlo. Se no arrivederci. È Ecco. dire, no? Da grandi non si guarisce più. A queste parole Pinocchio si è svegliata un po'. Si è svegliato un po' di coscienza e ha alzato gli occhi e ha visto la fata e gli ha detto... La fata non ha visto, ha alzato gli occhi in viso alla fata. in viso, ecco. Ha alzato gli occhi in viso alla fata e gli ha detto, va bene, studierò, prenderò la laurea e farò tutto... lavorerò. Ok, lavorerò, non ero sicuro, e farò tutto quello che volete voi, ecco. Perché la vita di burattino mi è venuta in odio, ecco. E vorrei vivere da ragazzo in tutte le maniere. Vorrei essere un ragazzo. Vorrei essere, ecco, un ragazzo in tutte le maniere. Me lo promettete, no? L'avete promesso. L'avete promesso, ecco, sì. Sì, te l'ho promesso e manterrò. Ma dipende, tutto dipende di te. Da te, benissimo. Da te. Bene. A che punto siamo? Siamo a posto? Allora, mi dicono che abbiamo raggiunto l'ora, quindi io a questo punto vi devo salutare. Vi dico però, se c'è il signor Foglia che mi ascolta, io l'avevo pregato di mandare, e lo dico ancora a voi, di mandarmi i vostri elaborati in Word, perché lui me l'ha mandato in PDF, ma io non riesco a correggere. Quindi la prego, signor Foglia, me lo rimandi, ma in Word, se mi sente. A tutti quanti voi dico, se avete voglia di mandarvi degli elaborati anche piccolini, non c'è bisogno, basta che siano 2 o 3 righe, vanno benissimo. Però se qualcuno non se la sente di scrivere e vuole invece, per la volta in cui ci saranno gli esperti a sentirvi, leggere un pezzettino dal Pinocchio, si scelga un pezzettino e magari si alleni, ok? Ci proverò. Bravi, brava Valeria. Ci proverò. Io manderò il mio elaborato tra giorni. Ecco, tanto siamo ancora in tempo, va bene. Vi prego, fammelo su Word, grazie, così lo correggo facilmente. Grazie. Va bene. Grazie perché mi avete reso contenta di aver scritto questo Pinocchio, perché è proprio bello, sentito da voi, mi fa proprio bello, è bellissimo. Bellissimo. A tutte parte, mia cara. No, io l'ho letto insieme al Pinocchio vero, avevo tutti e 2 i libri lì, uno attaccato all'altro, e ho potuto godermelo interamente. Bene, questo mi fa piacere ancora di più. Grazie. Grazie a tutti voi, signori. Grazie. Ciao, Buona settimana a tutti. Buona settimana. Ciao. Buona settimana. Ciao. Ciao. Arrivederci. Arrivederci.